Gentili telespettatori, ben ritrovati in diretta. Parliamo di medicina e salute, in particolare delle patologie degenerative della colonna vertebrale. Do il benvenuto al mio ospite, è un piacere riaverlo con noi, il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno e ben trovato, dottore. Buongiorno. Allora, parliamo dell'Istituto EUNI come primo argomento, perché è davvero un centro di eccellenza a livello mondiale. Ci racconta un po' che cosa fate nelle varie sedi di Treviso, Mestre, Roma e Pordenone. Sì, noi siamo partiti con questa idea di sviluppare il più possibile la chirurgia minimamente invasiva, che 30 anni fa praticamente non esisteva, e abbiamo contribuito a quello che è stato nel mondo lo sviluppo di tutta una serie di idee con tecnologie di avanguardia per trattare i pazienti, badando a fornire soprattutto la qualità del vivere, il benessere, superare il dolore, superare l'invalidità o la disfunzione motoria con tecniche che non fossero necessariamente sempre tecniche di chirurgia aperta, chirurgia demolitiva, chirurgia che poi implica necessità ulteriori nel tempo. E quindi queste tecniche, che all'inizio sembravano così un tentativo per vedere se, sono diventate con l'esperienza degli anni delle tecniche di grande divulgazione, di grande successo. Abbiamo avuto la fortuna di avere centinaia e centinaia di colleghi specialisti che sono venuti, si può dire, da tutto il mondo a trovarci nella mia sede di Treviso fondamentalmente. E proprio a imparare queste tecniche. A imparare queste tecniche che poi abbiamo sviluppato con l'Università di Siviglia, con un gruppo dell'Università di Londra, varie tecnologie che sono cresciute negli anni, e appunto il condividere con vari specialisti di diverse specialità le esperienze, le osservazioni, i punti di vista ha permesso di far crescere tutto un insieme di gestione plurispecialistica, dove al trattamento della patologia di per sé si associa il trattamento con l'insegnamento e i consigli dell'attività fisica, il consiglio dietetico, il consiglio di correzione di abitudini posturali, cioè tutto un insieme di cose che vada a come sta la persona e aiutarlo ad evitare di ritornare a avere i problemi che abbiamo appena superato. Oggi parliamo di patologie degenerative della colonna vertebrale. L'Istituto EUNI è stato il primo ad utilizzare per la cura, per il trattamento, le cellule staminali. È così, dottore? Sì, abbiamo avuto la fortuna di sviluppare con il dottor Caloprisco, che all'epoca era primario del centro trasfusionale di Belluno e che è un'autorità a livello nazionale dello studio di queste cose, cioè dell'applicazione dei principi attivi del nostro sangue per riparare le lesioni. Appunto, avendo la fortuna di averlo incontrato, abbiamo potuto anche lì condividere i punti di vista, vedere le possibili applicazioni, sapendo che cose di questo genere erano già allora da 20 anni e più in uso negli Stati Uniti, in alcuni altri paesi nel mondo, e con lui abbiamo potuto affrontare l'applicazione di queste cose anche nella colonna vertebrale. Ecco, dunque avete capito, oggi parliamo di patologie della colonna vertebrale che dunque riguardano la schiena. Aspettiamo le vostre telefonate con le domande da rivolgere al dottor Alberto Alexandre. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Allora, dottore, la colonna vertebrale è il principale sostegno del nostro corpo. Certo. Facciamo insieme un po' un ripasso di anatomia, che è sempre utile. Quante sono le vertebre? Qual è la normale curvatura della schiena e le funzioni della colonna vertebrale, che non sono soltanto quelle di dare equilibrio e sostegno al corpo, garantendo la stabilità. Certo, la colonna vertebrale fondamentalmente è il contenitore di strutture delicatissime come sono il midollo e i nervi, che appunto costituiscono il sistema nervoso centrale, cervello e midollo, e dai forami di uscita ai lati di ogni singola vertebra, ai lati di ogni singolo disco, l'uscita dei nervi, che sono appunto il sistema nervoso periferico. Quindi praticamente le vie di collegamento del cervello con i muscoli, con gli organi effettori del nostro corpo e
per la raccolta di sensazioni, di impulsi, sia di sensazioni esterne che di sensazioni interne alle nostre articolazioni, per portare le informazioni al cervello. Quindi un contenitore che deve essere di protezione. E qui nasce il punto debole, che purtroppo con il tempo, col vivere, oppure con eventi traumatici o con altri problemi, la struttura può diventare ostile al suo contenuto. Quindi si crea un conflitto contenuto-contenente, per cui il contenente può diventare, o per artrosi o per degenerazioni discali o per tanti altri problemi che possiamo appunto così prendere in considerazione, diventa un problema sostanzialmente un problema di compressione alle strutture nervose che stanno all'interno. Quindi una colonna vertebrale che va incontro ad usura. Abbiamo una prima telefonata in studio. Bene. Sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, salve, mi chiamo Cesare, chiamo da Piovene Rocchette. Buongiorno, ci dica pure. Volevo chiedere al dottore, io sono affetto da una rotoscoliosi con una curva di 100 gradi, zona dorso lombare. Sì. E niente, i medici che mi hanno sempre visitato mi hanno detto che per il momento, se non crea dolori o altro, può restare così e eventualmente essere operata in futuro. Io ho 33 anni al momento. E volevo chiedere più o meno fino a che età potrebbe essere possibile l'intervento e se eventualmente le tecniche più aggiornate di adesso permettono una maggiore mobilità post-intervento. Un consiglio, certo, insomma, dal dottor Alexandre. Grazie per la sua telefonata. Che cosa possiamo rispondere? Grazie. Allora, il problema è un problema importante, è un problema strutturale, diciamo congenito di partenza. Quindi una curvatura molto accentuata? Sì, la scoliosi è la deviazione laterale della colonna vertebrale, cioè invece che essere verticale, vista da davanti, diciamo, invece di essere un asse verticale che collega la testa col bacino, diventa una colonna curva da un lato, oppure anche ad esse italica, si dice a doppia curvatura. Il problema non si sa nemmeno esattamente quale sia la causa di partenza, ma comunque è un problema collegato al fatto che gruppi muscolari di un lato e dell'altro, diciamo, esercitano trazione sulla struttura della colonna vertebrale in maniera diversa, asimmetrica, per cui la colonna tende appunto a piegarsi. Però il signore ha detto anche rotoscoliosi, il che vuol dire che oltre che la deviazione laterale esiste anche una rotazione di alcune vertebre rispetto alle altre. Quindi l'importante del problema è che è un problema che è appunto legato al lavoro muscolare, quindi è un problema evolutivo nel tempo, quindi non è un problema che finisce, è un problema che va gestito negli anni attraverso la vita. Chiaramente lui ha la fortuna di non avere disturbi, gli serve fare un intenso lavoro programmato di ginnastica specifica che serve a mantenere al meglio la struttura, diciamo, dei muscoli che circondano, perché il problema peggiori il meno possibile. Allora ci sono delle scuole specifiche per questo. Presso di noi c'è la sede per il nord-est dell'Istituto Isico, che è l'Istituto Italiano della Scoliosi, la cui sede è a Milano, con il professor Negrini, che coordina, diciamo, l'attività in varie sedi in Italia. Il concetto in una persona giovane con un problema così è proprio di, al giorno d'oggi, evitare assolutamente una scelta chirurgica, potenziare moltissimo i gruppi muscolari, aiutare la persona a essere sempre molto tonica, molto dinamica, non andare sovrappeso, tenere d'occhio sempre il funzionamento e appunto seguire alcuni principi di vita per i carichi, per il tipo di lavoro, per le posture, eccetera. Il telespettatore chiedeva anche fino a quando posso evitare di fare l'intervento. Non è appunto una questione di età, è una questione di sintomatologia. La sintomatologia può purtroppo comparire
per le strutture della colonna vertebrale, perché chiaramente tra una vertebra e l'altra c'è l'ammortizzatore che è il disco, che è una cartilagine morbida che, se è soggetta ad un carico verticale omogeneo, va incontro ad una naturale lieve usura, ma se è soggetto a carichi asimmetrici, per cui mettiamo il carico di destra sia molto maggiore perché la colonna è curva rispetto all'altro lato, su quel lato è più facile che un disco si rompa, che diventi un'ernia del disco e quindi può avere problemi, in teoria può anche non averli mai, ma può avere problemi di compressione sui nervi su questo. Nelle scoliosi gravi si può arrivare che nei decenni la curvatura scoliotica arrivi ad essere compressiva degli organi interni e questo può essere un altro motivo di necessità chirurgica. Però sono tutte cose che si seguono nei decenni, non è una questione di età della persona, è una questione di fare dei controlli radiografici seriati negli anni in modo da vedere con che rapidità peggiora. Potrebbe anche non peggiorare nel tempo, però va tenuto monitorato negli anni la rapidità con cui la scoliosi può peggiorare e quindi gestirla in base a questo. Quali altre possono essere le patologie a carico della colonna vertebrale, dottore? Ce ne sono moltissime legate ovviamente alla meccanica prima di tutto. Possiamo dire, così dividendo in grandi linee, che nel giovane la patologia è più spesso una patologia da traumi medio-piccoli o gravi, traumi della vita quotidiana, traumi legati a attività sportive, traumi purtroppo legati al modo di vita che abbiamo al giorno d'oggi. Io credo che l'uso di automezzi con tutte le vibrazioni, la postura a cui siamo condizionati, l'enorme numero di ore che passiamo seduti in un veicolo vibrante, eccetera, usura e provoca quindi piccoli ripetuti microtraumi che alla fine lesionano la colonna vertebrale. E quindi nel giovane è più facile avere a che fare con l'ernia del disco che improvvisamente fa precipitare in una situazione che andava guastandosi per questi motivi. Nella persona avanti negli anni invece la patologia è più facile che sia una patologia di dolori, di compromissione della qualità del camminare, difficoltà della deambulazione per via della stenosi del canale vertebrale, cioè della strettoia a carico, come accennavo prima, alle strutture nervose dentro la colonna, perché i dischi si atrofizzano, perché viene avanti l'artrosi, le vertebre della colonna cominciano a confliggere una contro l'altra e quindi creare delle callosità di osso che diventano ulteriori problemi di compressione e quindi questa patologia che è francamente degenerativa, che però al giorno d'oggi per fortuna l'età si è molto prolungata e molte persone purtroppo vanno incontro a questi problemi. Ecco, abbiamo capito che possono esserci delle patologie che appunto sono correlate strettamente all'età della persona, ma non solo, perché anche i giovani possono esserne insomma, afflitti. Sì. Quali sono le più frequenti, insomma, quelle che riscontrate più frequentemente nelle persone come specialisti? Certamente io prima non ho accennato ad altri problemi che sono purtroppo problemi neoplastici, che purtroppo anche nella colonna vertebrale esistono, certo, neoplasie benigne o neoplasie maligne. Comunque se parliamo dei problemi più frequenti sono appunto i problemi di degenerazione del disco con formazione dell'ernia del disco e i problemi di stenosi, di restringimento della colonna, che però anche questa può essere una persona di età giovane o di età media, per il fatto che un disco si usura è come una guarnizione che si rovini, un pneumatico sgonfio che quindi si abbassa e si allarga ai bordi, va a toccare le strutture nervose, crea quindi di nuovo una strettoia sui nervi, dove c'è nel nostro fisico qualunque motivo che comprima un organo, l'organo riceve meno sangue e quindi si trova mal ossigenato e quindi nascono le sofferenze dei nervi perché sono in un ambiente ostile, appunto un ambiente che li tiene magari compressi e anche questo può succedere, come dicevo, nel 40, 45enne, 50enne, anche se conduce una vita magari attiva,
cercando di compensare il modo del vivere del giorno d'oggi che non aiuta l'essere umano. Non siamo fatti per stare fermi seduti a scrivania o in automobile. Senta, dottore, il Covid in qualche modo ha impattato nel decorso di queste patologie? Purtroppo sì, questa terribile infezione ha impattato per diciamo, due ordini di motivi. Prima di tutto, in un senso così diciamo generale, ha impattato per il fatto che siamo stati tutti condizionati a muoverci poco. Tutte le persone sono rimaste a lungo bloccate in casa. La maggior parte delle strutture di fisioterapia, le piscine, eccetera, per un sacco di mesi sono state chiuse. Tutte le palestre, i centri sportivi hanno dovuto purtroppo subire questo blocco, per cui moltissime persone hanno veramente sofferto la impossibilità di svolgere attività fisica. C'erano quei 200 metri intorno a casa in cui potevamo purtroppo sgranchirci un po' le gambe. Certo. Però Comunque, chiaramente insomma, rispetto alla vita che magari sportiva che una persona può avere sono certo, pochi. E le implicazioni psicologiche che inevitabilmente sono venute assieme. Questo diciamo come argomento sociale diciamo di base generale. In più si è scoperto nei semestri in cui si è vissuta questa pandemia, si è scoperto che uno degli organi bersaglio alla lunga del virus è il sistema nervoso e purtroppo se c'erano già, metti in una persona dei punti deboli, il virus, la malattia riusciva ad andare a peggiorare, ad accentuare queste situazioni di vario tipo, generando patologie neurologiche, evidenziando situazioni delle volte di una gravità terribile e non ci se lo aspettava perché non era immaginato come organo bersaglio all'inizio. E ultimo motivo, sempre nell'ambito di questo, il fatto che il virus ha rovinato moltissime persone perché ha agito sulla coagulazione del sangue, creando microemboli, ostacoli alla circolazione, eccetera. Il sistema nervoso purtroppo queste cose le soffre di più di altri organi. Ecco, le patologie della colonna vertebrale di cui abbiamo parlato, fondamentalmente con quali sintomi si manifestano nelle persone? Allora, la cosa più corrente è il classico mal di schiena, prima di tutto, se interessa la zona lombare, o il dolore cervicale, se interessa appunto le vertebre cervicali. Il sintomo va visto come una specie di campanello d'allarme. Ti indica che c'è qualcosa che non va. Quindi il dolore. Il dolore che è di solito un dolore legato appunto all'alterata meccanica, il fatto che gli ammortizzatori, questi famosi dischi, non funzionano bene, permette un certo conflitto tra le ossa, stimola e irrita le delicatissime innervazioni che stanno intorno ai dischi e quindi nasce la patologia legata proprio al carico posturale, alla colonna in sé. E poi subito la conseguenza che queste cose si riflettono sui nervi che partono dalla colonna per andare agli arti, quindi sarà la cervicobrachialgia se dalla zona cervicale viene compressa una radice di nervo che va nella spalla, nel braccio e nella mano, oppure dalla regione lombare per una coscia, per un gluteo, per un polpaccio, per un piede, e quindi la sciatica o cosiddetta sciatalgia che può essere più o meno invalidante. Quindi al dolore si associa poi la disfunzione e qui la cosa diventa impegnativa dal punto di vista di gestione. Non è soltanto gestire il dolore, è gestire la disfunzione e quindi l'impaccio motorio che viene avanti. Certo, la causa primaria. In varia maniera, più o meno acuta, drastica o lentamente, subdolamente progressiva, ma questo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Simone da Treviso. Una domanda al dottore. Simone, abbiamo sentito bene? Simone, sì. Prego, ci dica pure. Allora, la mancanza di vitamina D in sostituzione col colecalciferolo un domani può portare a una patologia? Sicuramente sì, grazie per la domanda. Grazie per la domanda, prego dottore. Sicuramente la carenza di vitamina D è importante in tutte le persone, diciamo che storicamente è sempre stato visto come la sostanza necessaria e inevitabilmente proprio da utilizzare o da avere o da aggiungere
per permettere il deposito del calcio nelle ossa. Quindi l'osteoporosi viene se c'è una carenza di vitamina D. E quindi sicuramente nella vita della persona avere un tenore di vitamina D acquisito per via naturale, con l'alimentazione oppure con l'esposizione al sole, e avere eventualmente l'addizione di vitamina D con vari tipi di integratori o con la sostanza pura di per sé che si può assumere, è fondamentale per evitare l'osteoporosi negli anni. Negli ultimi 4-5 anni però appunto questa sostanza, appunto come ha detto giustamente il collega Calciferolo, in particolare la vitamina D3, ha un'importanza, si è studiato come un potentissimo elemento antiossidante, così come la vitamina C, così come il coenzima Q10, sono sostanze che nel nostro corpo sono a presidiare il processo ossidativo. Il nostro vivere, il vivere delle nostre cellule, è fatto dall'equilibrio di acidosi e basicità, cioè processi ossidativi delle proteine, delle cellule e quindi del fisico, sono processi che provocano la malattia, provocano l'invecchiamento. Il mantenimento di un adeguato equilibrio antiossidante è estremamente importante. L'organismo di suo ci provvede, ci pensa, diciamo, naturalmente, però è spesso fondamentale aiutare, diciamo, la lotta alla ossidazione con queste sostanze, e la vitamina D è stato capito di recente che è importantissima come la vitamina C, come dicevo il Q10, come tante altre sostanze, proprio a difenderci dai processi ossidativi. Ecco, dottore, dicevamo poco fa, importantissimo curare il sintomo perché spesso può essere anche invalidante nel paziente, ma fondamentale capire la causa e andare a trattare la causa. Come viene studiato e diagnosticato un problema degenerativo, una patologia degenerativa della colonna vertebrale come quelle che abbiamo elencato? Chiaramente la persona si rivolgerà al suo medico perché lamenterà la lombalgia oppure cervicobrachialgia, oppure lamenterà la sciatica, e quindi quello è il primo sintomo. A questo può associarsi appunto una difficoltà del camminare, oppure un dolore, oppure un formicolio, un senso di freddo ai piedi che persiste nonostante i classici normali presidi. Quando vengono avanti tutti questi sintomi, diciamo, la scelta logica normale è di rivolgersi al proprio medico di famiglia. Molte persone si rivolgono anche ai fisioterapisti che cominceranno a fargli ginnastica, a insegnargli la correzione posturale, a insegnare come muoversi, quali movimenti, quali sforzi evitare, cioè tutto quello che è il mondo della fisioterapia. Da lì è facile che poi il problema, se diventa di una certa entità, abbia bisogno di essere sottoposto ad uno specialista. Gli esami che uno specialista fa fare sono tradizionalmente la classica radiografia della colonna vertebrale, che per certi versi rimane tuttavia un esame basilare interessante da avere. Purtroppo quello che può succedere al giorno d'oggi è che per fare una radiografia, magari essendoci, pur nell'abbondanza di servizi che c'è anche nella nostra regione, può esserci una criticità di tempi d'attesa e quindi il paziente intanto soffre un po'. Comunque la radiografia è un elemento di base, dalla radiografia si passa agli studi specialistici che classicamente per la colonna vertebrale sono la TAC e la risonanza magnetica. La risonanza magnetica ha preso, diciamo, il sopravvento nell'uso clinico per la diagnosi, perché rispetto alla TAC ha il pregio che, oltre che mostrarci alla perfezione, al millimetro, come sono le varie strutture, proprio una fotografia interna, diciamo, ha anche questo enorme vantaggio che ci mostra come funzionano i tessuti.
La risonanza magnetica non dà la classica immagine che ricavi da una lastra o dalla TAC, dà una serie di contrasti bianco e nero che vengono composti dal computer, che analizza come si muovono le proteine polarizzate in un campo magnetico, risonanza magnetica, e da quello costruisce un'immagine che sarà appunto di colori differenti, diciamo, nel bianco e nero a seconda di come funziona il tessuto, e quindi questa è un'importanza enorme perché ti può far capire se un disco è guasto, se esiste un tumore, se esistono cioè zone di metabolismi alterati, per cui oltre che vedere l'immagine al millimetro hai anche un'informazione su come funziona il tessuto, quindi diventa l'esame diagnostico per eccellenza. E una volta fatto l'esame diagnostico e appurata la problematica si passa al trattamento. Tra le nuove frontiere per la cura delle malattie degenerative c'è l'utilizzo delle cellule staminali. Poi capiremo se è una terminologia corretta, lo scopriremo insieme, perché è uno dei pochi centri autorizzati a questo procedimento. Noi ci fermiamo per qualche momento di pubblicità, torniamo a parlarne tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio per parlare insieme di patologie degenerative della colonna vertebrale e delle articolazioni e del trattamento di queste con l'utilizzo delle cellule staminali, o meglio del gel piastrinico. Poi ne parleremo ancora meglio insieme al dottor Alberto Alexandra. Abbiamo subito una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? C'è qualcuno in linea? No, abbiamo perso la telefonata. Allora, cominciamo allora a parlare delle cellule, dell'utilizzo delle cellule staminali, o meglio del gel piastrinico. Prima dobbiamo fare molta chiarezza sull'utilizzo delle cellule staminali. Vediamo anche le slide. Chiedo alla regia Simone e Mattia di mandarci le slide per capire ancora meglio che cosa significa cellule staminali autologhe. Partiamo da qui, dottore. Allora, quello che si utilizza è appunto questo gel leucopiastrinico che, si è visto, contiene anche le cellule staminali. Allora, cellule staminali autologhe, certamente, cioè autologhe vuol dire della persona stessa, e cellule staminali adulte. Cellule staminali adulte vuol dire che per motivi prima di tutto etici e per motivi legali, ovviamente non parliamo delle cellule totipotenti dell'embrione, del cordone ombelicale, del liquido amniotico, cioè quelle che sono le cellule staminali originarie, anche perché bisognerebbe sopprimere un embrione per averle. Il discorso ha ovviamente delle criticità su cui non c'è nemmeno da parlare. La legislazione italiana ovviamente vieta di toccare queste cose, esiste la possibilità di immagazzinare il cordone ombelicale con le cellule totipotenti della persona, esistono delle banche nel Servizio Sanitario Nazionale e delle banche private all'estero che permettono di archiviare, diciamo, surgelando il proprio contenuto di cellule staminali, ma questo serve per gli usi eventualmente nel corso della vita della persona, è un altro tema. Noi parliamo di cellule staminali adulte, si chiamano CD34, che sono delle cellule che nascono e sono normalmente presenti in tutti i tessuti del nostro corpo e sono, diciamo, alcuni degli elementi che corrono in soccorso della persona, per esempio nel caso banale che uno si faccia una ferita. Quello che dicevo noi utilizziamo è questo plasma ricco di piastrine. Esiste un sistema per ottenere questo preparato partendo dal sangue della persona e quindi si concentrano quelli che sono gli elementi attivi. Dottore, cellule staminali embrionali totipotenti, di cui insomma, ha fatto accenno poco fa. Vediamo anche la slide, perché ci sono diversi chiarimenti da fare. Allora, vedendo appunto questa, in base all'origine, come accennavo, sono le cellule nell'embrione, le cellule nel feto, nel cordone ombelicale, nel liquido amniotico e poi le adulte come classificazione. Totipotenti vuol dire che ognuna cellula è in grado di riprodurre l'organismo in maniera completa.
Quindi abbiamo che nell'inizio dello sviluppo di un nuovo organismo, quando si uniscono, diciamo, due gametti, dovrebbe esserci un'immagine specifica. Quando si uniscono i due elementi, diciamo, maschile e femminile, ecco lì, si forma una prima cellula che conterrà il contenuto cromosomiale, quindi il DNA di una persona e dell'altra persona, che nella prima mitosi si uniscono e formano due cellule uguali. Il formarsi di due cellule uguali dalla prima cellula, che è stata l'unione dei due elementi maschile e femminile, avviene in 12 ore. Nelle seguenti 12 ore quelle cellule si moltiplicano e fino al numero di 16 cellule di questo tipo, il che avviene nel giro di 5-6 giorni dentro ad un utero femminile, avviene la possibilità appunto di 16 cellule. Fino a quel punto ognuna di queste cellule può teoricamente dare origine ad un individuo completo. Vediamo anche l'immagine successiva. Avviene invece che, superato il numero delle 16 cellule, le cellule non sono più totipotenti, cioè ognuna in grado di generare persone uguali, i gemelli, monozigoti o appunto individui completi, ma le cellule diventano specializzate a poter ricostruire un settore di parte di organismo. Ci saranno gruppi cellulari che possono ricostruire il sistema muscolo-scheletrico, il sistema nervoso, altre che possono ricostruire il sistema degli organi interni, cioè sono cellule che si chiamano pluripotenti perché possono costruire, diciamo, possono contribuire a rigenerare parti del tessuto. Eccolo qui, appunto, passato il 14° giorno, appunto, le cellule staminali sono pluripotenti. Non sono più in grado di formare un individuo completo, sono in grado di formare un settore di individuo. Comunque questo è solo per dire che quello è un mondo di cellule che ovviamente non si può toccare. Si utilizzano nel nostro mondo le cellule adulte, cellule staminali pluripotenti dell'adulto, perché sono presenti normalmente in tutti gli organi dell'adulto, e quindi quando noi facciamo i preparati del gel leucopiastrinico abbiamo questi concentrati di piastrine, di siero e di globuli bianchi che contengono anche queste C34, che sono le cellule appunto pluripotenti. Allora, nel frattempo che prepariamo le prossime slide che ci chiariscono ancora meglio l'utilizzo delle staminali, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Simona. Buongiorno Simona, dica pure. Buongiorno, io ho problemi arachidi cervicale. Ho fatto una risonanza magnetica che dice ai livelli C3, C4, C4, C5, C5, C6 quadro di osteocondrosi intervertebrale con alterazioni spondilosiche delle limitanti somatiche, dischi ridotti di spessore su base degenerativa, con protrusioni intraspinali che improntano ad ampio raggio il sacco midollare, senza evidenti ernie discali espulse. Volevo un parere dal professore, sentire cosa mi può dire. Chiaro. Grazie Simona per la sua telefonata, questo è proprio un caso perfetto. Il discorso è molto chiaro, sì. Allora, il punto di origine, possiamo dire, sempre restando il tema se è nato prima l'uovo o la gallina, ma diciamo che fondamentalmente l'origine è quel processo degenerativo dei dischi che la signora ha citato nel referto, cioè le cartilagini dei dischi della sua colonna cervicale in più punti, perché ha detto dalla terza alla sesta, quindi per quasi tutta la colonna cervicale, questi dischi si sono, diciamo, consumati. Tutte le altre terminologie che ha usato, l'osteocondrosi, spondiloartrosi, queste cose, sono le reazioni delle pareti contrapposte delle ossa che, non avendo più dei validi ammortizzatori in mezzo, hanno finito per creare delle callosità di osso, addirittura per arrivare quasi a fondersi un osso con l'altro, e quindi tutti questi sono elementi che creano la rigidità del collo,
quella che appunto di base si può chiamare l'artrosi cervicale, ma di conseguenza appunto una sofferenza che può essere molto importante da un lato, perché dal collo questo può includere e mettere in difficoltà i nervi che comandano il braccio e la mano. Dall'altra può addirittura stringere il canale centrale della colonna cervicale, che è quello che contiene il midollo, e quindi qui la situazione può diventare difficile sul governo del movimento delle gambe, per esempio, quindi non i dolori della classica ciatalgia come potrebbe essere da un'ernia, ma proprio l'impaccio motorio, le gambe come un burattino quando si cammina, cioè la difficoltà di coordinare la marcia e di poter camminare a lungo. In questa patologia, Sì. quella della nostra telespettatrice, si può utilizzare la tecnica, il trattamento del gel piastrinico? È una delle possibilità sicuramente, nel senso che al giorno d'oggi, soprattutto in una serie così estesa di punti deboli, la chirurgia si fa solo se c'è una necessità estrema, perché deve essere una chirurgia decompressiva ampia, e quindi tra i presidi che saranno la fisioterapia, che saranno i farmaci vasoattivi che migliorano la circolazione, che saranno le vitamine, che può essere l'ozono, che può essere l'antiossidante, quindi aiutare la funzione nonostante il problema, al di là della terapia del dolore. Si può avere anche l'uso di questi preparati di gel piastrinico perché, diciamo, tendono a rallentare l'evolvere negativo di questo processo. Quindi si può fare per questa patologia, ma credo anche per le altre, Sì. si possono abbinare Sì, più si possono abbinare terapie più risorse insieme, più proprio trattamenti. per avere, sì, cioè non mirare solo alla terapia del dolore, che ovviamente è un bel aiuto, però copre il problema e basta. Si cerca invece di aiutare che l'organismo funzioni meglio nonostante questi inconvenienti. Allora, andiamo a vedere con le prossime slide, dottore, quali sono i meccanismi di funzionamento delle staminali adulte Certo, autologhe, che sono e quelle del che gel si possono piastrinico, sì. utilizzare, e poi insomma andiamo a capire Sì. ancora meglio il funzionamento. Certo. Prego. Il principio è esattamente il principio con cui il nostro organismo in via spontanea crea la riparazione di una ferita. Prima crea un coagulo, nel coagulo anche di una banale ferita cutanea si crea un processo, diciamo, infiammatorio. Ecco, per esempio adesso si vedono quella che è la fonte delle cellule del nostro corpo. Le ossa lunghe del nostro corpo contengono il midollo, che si chiama appunto emopoietico, cioè quello che fabbrica le cellule del sangue, fabbrica i globuli rossi, fabbrica i globuli bianchi e fabbrica anche le cellule, fabbrica le cellule mesenchimali adulte. Allora, dicevo, se una persona si fa banalmente una ferita, si crea un coagulo. Cosa succede? Che le piastrine della zona si aggregano e bloccano il sanguinamento, chiudono la porta a una possibile infezione, avviano quindi un processo di fermare il danno. Da questo coagulo si avvia una serie di processi di tipo infiammatorio e di tipo appunto biochimico che sono dovuti proprio all'attività delle piastrine. Quando una piastrina si rompe, libera i fattori di accrescimento, i cosiddetti growth factor. Sono quelli per cui la Montalcini ha avuto il premio Nobel, perché ha avuto, diciamo, la capacità di capire il ruolo di questi contenuti delle piastrine. Allora, queste sostanze che si liberano nel sangue, nell'ambiente della lesione, hanno il potere di attivare le cellule del posto nel processo riparativo e addirittura attraverso il giro del sangue richiamare dal midollo emopoietico delle ossa lunghe, richiamare le cellule che vengono nel tessuto, nella zona lesionata, per sostenere e favorire il processo riparativo. Quindi questo è il meccanismo naturale. Quello che noi facciamo non è altro che concentrare, potenziare moltissimo questo processo naturale, concentrando questi elementi del sangue, perché filtriamo appunto con un banale prelievo di sangue, filtriamo gli elementi attivi, li selezioniamo, li concentriamo e questi piccolissimi concentrati vengono iniettati nella zona dove devono essere destinati.
Questa è una fotografia dell'iniezione attraverso questo ago cannula direttamente dentro la colonna vertebrale. Con degli apparecchi radiologici si vede dove andiamo, iniettiamo direttamente dentro al disco per esempio o dentro alle articolazioni, iniettiamo questo concentrato dove le piastrine, i principi attivi vengono concentrati di 100 volte rispetto alla quantità normale in circolo nel sangue, per cui abbiamo un concentrato potentissimo che porta a far migliorare moltissimo la situazione e l'ambiente. Ecco, stiamo proprio vedendo quella il che è trattamento. appunto inquadrata qui è la situazione di un nostro paziente che è arrivato da noi con la situazione che si vede nella prima immagine a sinistra, che è una risonanza magnetica che mostra nell'ultimo disco vertebrale tra la quinta vertebra lungare e l'osso sacro, il cosiddetto livello L5S1, non solo il degrado strutturale del disco, ma proprio tutta la reazione di infiammazione delle ossa attorno, tutto quel po' di bianco che c'è nella vertebra ultima e nel sacro e tutto questo processo infiammatorio, per cui ovviamente la persona ha mal di schiena, ha tanti dolori. Questo era un giovane dentista di Milano che venne perché proprio faceva fatica a stare in piedi. Abbiamo iniziato il trattamento è fatto di applicazioni ripetute trimestralmente, ogni trimestre si fa questo preparato che per legge è obbligatorio venga fatto ogni volta da 0 a coda trattamento, cioè non siamo più autorizzati, non esiste più per nessuno l'autorizzazione di immagazzinare i principi attivi ricavati dalla persona e conservarli come facevamo negli anni passati, quindi trimestralmente la persona passava la giornata da noi per ricevere il prelievo, la preparazione e poi l'iniezione intradiscale. La interrompo per dare spazio a una telefonata che è da un po' in attesa. Grazie. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Sono con la chi signora parliamo? Bianchini. Come? Con chi parliamo? Il suo nome? Sono la signora Bianchini. Buongiorno, ci dica signora. Niente, io volevo parlare un attimo col professore per chiedergli un consiglio. Prego, chieda pure. Allora, io sento un grosso problema alla schiena. Praticamente, in parole, gli dico subito, io sono stata da un bravo medico neurologo, il quale mi avrebbe detto la sua intenzione era solo di fare l'intervento, perché nel mio caso dice che sono messa proprio male e mi ha diagnosticato una stenosi. Allora dice, lei viene a Bologna, lei primo giorno intervento, secondo giorno è già in piedi e vedrà che troverà rimedio. Allora però ci ho riflettuto un po', allora di tutto questo ho deciso di andare anche da un altro medico. Io sono di Treviso, allora sono andata all'ospedale qui da un medico neurologo, aspetta che mi sfugge l'altro nome, radiologo, e praticamente lui mi ha fatto mi ha fatto un blocco antalgico farmacologico alle faccette articolari, vertebrali, lombari. Cosa succede? Che questa terapia mi è durata per 3 mesi quasi, poi sono come prima. Io il mio problema, quello più grosso, è questo, che praticamente quando cammino per 200 metri, poi mi devo fermare, perché proprio mi sento che mi mancano le forze. Chiarissimo, allora, signora, la interrompo perché dobbiamo dare spazio anche ad altri. Comunque abbiamo compreso benissimo quello che è, soprattutto il professore, quello che è la sua problematica. Anche in questo caso l'utilizzo del gel piastrinico è diversa qui la situazione, no? Essere d'aiuto? È diverso. La signora si è espressa con una chiarezza splendida. Il problema è proprio questo, si chiama esauribilità della marcia. Il fatto che uno cammina per un pochino, poi non ce la fa più, non può camminare, è costretto a fermarsi. Allora,
data la patologia di base, la stenosi del canale vertebrale, ha detto, cioè questo concetto che esprimevamo prima della strettoia che mette i nervi dentro a una morsa praticamente, e il problema nasce proprio dal fatto che non ne arriva abbastanza circolo di sangue, per cui camminando consuma quello che c'è di energia dentro la colonna per questi nervi. Dopo un po' di passi i nervi non ricevono abbastanza flusso di sangue per continuare a mandare i comandi del camminare, e quindi la persona è costretta a fermarsi, e questo appunto è l'effetto della stenosi. Allora la scelta, diciamo, obbligatoria a un certo punto, mi viene da dire, della vita di una persona, e proporzionata a quanto gravi sono i sintomi, è purtroppo una scelta chirurgica di decomprimere. Dico purtroppo perché nessuno al mondo davanti ad una situazione di stenosi può offrire, diciamo, la certezza del risultato. Il grave delle patologie di colonna vertebrale è che anche nelle mani più esperte, anche nel chirurgo più bravo, abile che possa esistere, non c'è una certezza del risultato che otterrai. C'è l'indicazione, diciamo, a dire bene, a questo punto l'intervento è consigliabile, è la via di gestione possibile, però purtroppo può essere una soluzione correttiva di breve durata, di durata comunque imprevedibile, oppure di risultato parziale, e purtroppo i parametri per saperlo prima sono estremamente pochi. Per quello la signora giustamente è andata al servizio di terapia del dolore dell'ospedale, per esempio, dove la tecnica che le hanno eseguito ha dato il risultato che doveva dare, le ha dato un beneficio per un po' di tempo, e ha di bello una tecnica così che è ripetibile. Chiaramente non sarà ripetibile all'infinito, però è ripetibile, le dà un sollievo per i sintomi, intanto approfittando del fatto che uno sta un po' meglio può cercare di fare tantissima ginnastica, tantissima correzione posturale. Chiaro che il problema non l'ha cambiato, non l'ha risolto. Ci sono una serie di tecniche minimamente invasive. Quello che la signora ha fatto è stata l'infiltrazione delle faccette articolari, cioè ha ridotto i disturbi che vengono dal conflitto meccanico tra le vertebre, e quindi ha potuto muoversi un po' meglio. Come questa, sulla stessa logica, diciamo, di cercare di far vivere meglio la persona senza fargli correre pericoli e rischi, ci sono tecniche di endoscopia del rachide, ci sono tecniche di neuromodulazione, per cui uno va attraverso un ago con un elettrodo e corregge come i nervi conducono il dolore. Una serie di tecniche che hanno questo scopo fondamentale: una adeguata gestione della qualità di vita della persona, aiutandola, non posso dire tirare avanti, è un po' deludente, ma stare meno male possibile e tenersi su. Poi dipende dall'età della persona, da quanto pesa, dalle abitudini. L'obiettivo insomma è quello di stare meglio, di stare meglio, certo, con meno rischi possibili. Un po' più a lungo. Sì. Ultimi minuti a nostra disposizione. Ci dice qualche cosa in più per quanto riguarda i risultati con l'utilizzo del gel piastrinico? Ecco. Allora, per puntualizzare appunto rispetto all'utilizzo del gel piastrinico, si applica in questi casi in cui l'altezza del disco sia molto ridotta, che quindi non è per l'ernia del disco, non è per il correggere il problema della stenosi appunto, ma è per la qualità della cartilagine del disco che si sta sfaldando e degenerando. Quindi l'indicazione è che ci sia appunto un disco ridotto di altezza, ma non in situazioni con un'artrosi circostante e irrimediabile, che non ci sia un danno neurologico che viene avanti, un danno neurologico consolidato, e in situazioni, a parte la colonna vertebrale, anche nelle grandi articolazioni dove i miei colleghi ortopedici fanno questo trattamento per un ginocchio, per una spalla, eccetera, l'applicabilità di questo gel piastrinico è quando il problema riguarda le cartilagini, il menisco, i legamenti, la capsula della spalla, cioè quando questi tessuti cartilaginei, tessuti molli che ammortizzano il movimento tra le vertebre, sono sì rovinati, ma non, diciamo, degenerati al punto tale che si sia creato un conflitto osseo
tale da cominciare a rovinare le ossa. Per dare un'idea, in un ginocchio, se hai il menisco molto danneggiato, ma epifisi del femore e margine delle ossa della gamba in situazioni buone dal punto di vista osseo, con le cartilagini perse in mezzo, puoi fare questi metodi perché ricostruisci la cartilagine quel po' che basta a permettere il movimento. Se il danno strutturale è arrivato al punto da rovinare le ossa, allora purtroppo c'è da pensare alla protesica, a cose più invasive. Insomma, possiamo dire in conclusione che davvero l'utilizzo del gel piastrinico è una tecnica mini-invasiva che ha dato risultati e dà risultati eccellenti e, come dicevamo, è uno dei pochissimi centri autorizzati a poter fare questo procedimento, anche perché richiede attrezzature specifiche, richiede attenzioni specifiche e anche una cultura specifica, dottore. È quello che è estremamente importante, appunto, che sono tecniche che vanno monitorate e ovviamente abbiamo un servizio sanitario pubblico che, anche se non economicamente può sovvenzionarle, giustamente sorveglia che vengano fatte in maniera adeguata, e quindi comunque sia è bene che le persone sappiano sempre di rivolgersi a centri che siano specificamente autorizzati a farlo. Certo. Siamo in chiusura, ecco, io ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, ma torneremo insieme a parlarne perché insomma sono argomenti che davvero sono molto interessanti, no? Anche perché danno una speranza di speranza cura, di qualità di vita, di tenersi su nonostante gli inconvenienti che inevitabilmente nel vivere possono nascere, però l'importante è proprio pensare alla persona in maniera olistica, cioè in maniera globale. Hai una patologia d'organo che va aiutata e corretta tenendo conto della persona e del benessere della persona nell'insieme. E insomma, è sapere che ci sono anche nuove opportunità di trattamento e di cura. Grazie al dottor Alexandre, grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do dunque appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.